Gli italiani che hanno votato il centrodestra non accettano di essere derubati del loro voto, perché nessuno ha votato il centrodestra perché la Lega facesse l'accordo col Movimento 5 Stelle. Nessuno! Altro che astensione benevola. Per Renato Brunetta, capogruppo alla Camera di Forza Italia, il contratto di governo firmato da Matteo Salvini insieme ai 5 Stelle rappresenta il tradimento dell'impegno preso dalla Lega con 12 milioni di elettori. Ha tradito, lo dico 2 o 3 volte, tradito. Le elezioni non le hanno vinte né Lega né 5 Stelle, sostiene il deputato veneziano a San Donà per lanciare la candidatura a sindaco di Oliviero Leo, ma una coalizione di centrodestra con un programma comune che non c'entra nulla con questo contratto di governo. Torna a casa Matteo, te lo dico anch'io, torna a casa Matteo. A meno che, e qui mi viene un cattivo pensiero, questa scelta di Salvini non sia momentanea, come ha detto, per dare comunque un governo al Paese dopo 75-76 giorni, ma non sia invece una prospettiva strategica. Quello che io ho chiamato il PUP, il partito unico dei populisti, Lega 5 Stelle. Se questa alleanza diventasse strutturale, prevede Brunetta, sarebbe la fine del centrodestra, non solo a Roma, ma anche in tutte le regioni e i comuni dove Lega e Forza Italia governano insieme. Il centrodestra, per scelta di Salvini, non ci sarà più. Beh, questa prospettiva mi fa venire i brividi. Ma ancora più grave, chiosa l'esponente di Forza Italia, un partito unico dei populisti segnerebbe la fine della credibilità italiana in Europa e a lungo andare la fine del Paese. Io mi batterò con tutte le mie forze, l'ho già cominciato da 75 giorni, a contrastare questa deriva populista, questa deriva innaturale, questa deriva non democratica nel nostro Paese.